Buongiorno e benvenuti al quotidiano appuntamento con l'informazione con i temi del fisco e del lavoro. IF News, la striscia informativa delle 13:30. Oggi è il 26 luglio, andiamo a dare un'occhiata alle principali notizie della giornata su informazione fiscale. L'apertura della rassegna stampa di oggi è dedicata al bonus vacanze, utilizzato dai figli a carico con le istruzioni sul modello 730 2021 precompilato. C'è poi spazio per il bonus sportivi 2021, via email la nuova chance di domande per le indennità da gennaio a maggio e ancora la sospensione feriale dei termini processuali 2021, un articolo su cos'è, come funziona e quando si applica. In chiusura flash mob web con Massimo Ungaro con la diretta di oggi alle 19:30. Partiamo subito dal bonus vacanze utilizzato dai figli a carico, le istruzioni sul modello 730 2021 precompilato. L'articolo è di Rosi Delia sul bonus vacanze che è utilizzato dai figli a carico. Ci sono le istruzioni per beneficiare della detrazione tramite modello 730 2021 precompilato. Se ne ha diritto solo se si fa parte anche dello stesso nucleo familiare ISEE. Le indicazioni sono fornite dall'Agenzia delle Entrate. Com'è possibile verificare se il bonus vacanze utilizzato dai figli a carico è presente nel modello 730 2021 precompilato e quando si ha diritto a beneficiare della detrazione IRPEF? Tutte le istruzioni arrivano dall'Agenzia delle Entrate che chiarisce le modalità di accesso all'agevolazione quando la persona che ha utilizzato il voucher è diversa da quella che ha diritto a beneficiare dello sconto di imposta. I dettagli sono all'interno dell'articolo che ripercorre anche i requisiti per avere diritto al bonus vacanze. Continuiamo con il bonus sportivi 2021, via email nuova chance di domanda per le indennità da gennaio a maggio. L'articolo ancora una volta di Rosi Delia. C'è una nuova occasione per presentare domanda, è possibile infatti richiedere nuovamente le indennità di gennaio, febbraio e marzo, ma anche quella di aprile e maggio. In arrivo le indicazioni via email per i pagamenti automatici, la scadenza è il 28 luglio alle ore 14. Vediamo che sul bonus sportivi 2021, per chi non ha beneficiato delle indennità di gennaio, febbraio, marzo e di quelle di aprile e maggio, ma ha i requisiti per farlo, arriva una nuova occasione per presentare la domanda. In questi giorni gli interessati stanno ricevendo indicazioni via email. Ad annunciarlo è la società Sport e Salute che fin dall'inizio della pandemia si occupa di gestire ed erogare gli importi stanziati per sostenere i collaboratori sportivi, ma la nuova finestra per cogliere l'opportunità è stretta. Chi deve confermare il pagamento ha tempo fino alla scadenza del 28 luglio 2021 alle ore 14. Continuiamo con la sospensione feriale dei termini processuali su cos'è, come funziona e quando si applica. L'articolo è di Eleonora Capizzi. Per capire come funziona e in quali casi si applica la sospensione feriale dei termini processuali 2021, bisogna partire dalla legge numero 742 del 1969 nella sua versione aggiornata. Vediamo che la sospensione feriale dei termini processuali prevede che il periodo tra il 1 e il 31 agosto 2021 non rientri nel calcolo delle scadenze per gli adempimenti. Secondo la legge numero 742 del 7 ottobre 1969, modificata dal decreto legge 132 del 12 settembre 2014, il termine entro cui bisogna compiere una determinata attività processuale viene congelato dal primo giorno di agosto per 31 giorni e riprende a decorrere dal 1 settembre. La sospensione feriale dei termini processuali però non riguarda tutti gli atti indifferentemente, anzi sono molte le ipotesi in materia penale, civile e amministrativa che, specie per il loro carattere di urgenza, restano escluse dal differimento. I dettagli anche in questo caso sono all'interno dell'articolo. L'ultima notizia di oggi riguarda Flashmob Web con Massimo Ungaro, la diretta alle ore 19:30 che vedrà la presenza del deputato e membro della sesta commissione finanze della Camera. Continuano quindi gli appuntamenti di video backlight in collaborazione con Money e Informazione Fiscale e all'interno dell'articolo si fa presente che tra i temi ci sarà quello del documento della riforma fiscale elaborato dalle commissioni finanze di Camera e Senato e il Green Pass. Inoltre i provvedimenti in favore di assunzioni di giovani e donne. L'appuntamento quindi è in diretta oggi 26 luglio 2021 alle ore 19:30 attraverso i canali Facebook di Video Backlight di Marco Italiano
o il canale YouTube di Money.it. E con questa notizia il tempo a nostra disposizione per oggi finisce qui. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi lascio al prossimo appuntamento che sarà domani, sempre alle 13:30. Arrivederci.